Buonasera, io faccio parte del collettivo Disarmate. No, adesso noi non cominciamo a dirvi tutti i nomi, se no perdiamo tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Collettivo Disarmate che Michele ha detto, beh, disarmate è anche una parola in veneziano. In realtà no, o meglio, è anche una parola in veneziano, ma la definizione è disarma con la A finale, quella di arte, in maiuscola. Il resto è tutto minuscolo, perché attraverso l'arte disarmare con la cultura dell'arte, l'arte, quello che riusciamo a fare, però quello che proviamo a fare. Io adesso vi faccio vedere un filmato di 3 minuti, sono proprio solo 3 minuti. Vi chiedo di darci un'occhiata e individuare qual è per voi la caratteristica più politica di questo filmato. Dopo 4, 5, 6, 7 di voi magari ce lo dicono. Sì, grazie. Lì dietro, lì, sulla colonna, Angelo, ok. Gli autori sono Gianfranco Goria, che ha scritto il testo, e i disegni di Sergio Tisselli. La musica non l'avete sentita perché il bello della diretta avevo messo il volume basso. Il problema è che è sempre così con la nostra diretta, c'è sempre qualcosa che non va, però va bene. La questione, io spero che, perché in effetti non è detto che abbiate visto tutto, per cui mi domando, qualcuno ha perso qualcosa, il senso del video, qualcuno l'ha perso da distante, la vista, io avrei perso tutto. Non so se c'è qualcuno, io faccio una sorta di riepilogo, se no
Non serve, perfetto. No, sì, grazie. Cosa? Sì, grazie. Sì, grazie, ok. Allora, di fatto è una storia vera che gli autori hanno ripreso di una bambina dell'epoca del 1924 che racconta alla nipote che ha circa 4-5 anni, 5-6, che alla sua età lei aveva visto piangere suo papà. L'aveva visto di ritorno a casa nel momento in cui pensava lei di aver potuto vedere una festa nella città nella città che in questo caso è Trento, perché voi sapete che i Matteotti sono originari della Val di Peio e si sono poi spostati a Rovigo, ma prima invece i protagonisti di questa storia sono spostati dalla Val di Peio a Trento, e a Trento pareva di assistere a una festa, invece torna il padre che piange e lei se lo ricorda e lo dice alla nipotina e racconta anche il papà qualche volta piangono. Detto questo, chi l'ha visto e chi ha seguito un po' meglio, perché magari era in prima fila, mi dice quali sono le proprie opinioni rispetto alla cosa più politica che ha osservato di questo video. Non entriamo nel merito del perché, solo la cosa che l'ha colpita di più dal punto di vista politico. Il delitto Matteotti. Il Delitto Matteotti. Il delitto, perciò il tema, la questione. Tutti Qualcun altro? vestiti di nero. Cosa? Una festa e tutti vestiti di nero. Quelli nella piazza? Sì. Perfetto. Il contrasto tra la festa di piazza e il pianto, la tristezza, il lutto e il dolore del papà del mondo. Ok, se volete ci fermiamo qua, perché di fatto anche per noi la cosa più politica è quella piazza festosa. Era agosto del 1924, era il momento del ritrovamento, avevano trovato in condizioni pietose il corpo di Matteotti, tagliato a pezzi, e questi facevano festa a Trento, probabilmente, chissà in quante piazze è stato fatto questo, chissà in quante piazze. E perché una cosa politica? A me viene da pensare, perché queste cose io non le ho mai sapute. Non ho mai saputo che si festeggiava il giorno in cui hanno ritrovato Matteotti. Non l'ho mai saputo. Sono un deficiente io, può essere. Ma perché non gira questa voce? Perché non gira che gli italiani erano anche quello? Perché solo abbiamo dovuto attendere l'anniversario il suo centenario della morte per apprendere le sue cronache? Le sue cronache sono una denuncia meticolosa di quello che accadeva. Pensate solo, lo dico a chi magari è sfuggito, 1919, ben distanti dalla marcia su Roma, quella farsa, e dopo il 25 le leggi fascistissime. No, 1919, appena finita la guerra, elezioni a Rovigo, circoscrizione Rovigo-Ferrara, 60 comuni, tutti socialisti, tutti 100 giorni, meno di 100 giorni erano tutti sbaragliati. I sindaci, i consiglieri, uccisi, minacciati, presi di notte, denudati, messi alla berlina. Hanno fatto quello che hanno voluto. E il bello è che Matteotti lo ha denunciato in Parlamento, lui attraverso la sua capacità oratoria in Parlamento, in condizioni difficilissime, e dopo riprenderemo alcuni pezzi. Ma noi tanto su Matteotti subito è nato un caso molto importante, tant'è vero che ne parlò Misiano per primo. Misiano è un disertore
c'era solo il socialismo, poi lui era socialista, e naturalmente avevano messo in piedi un'autodifesa proletaria contro queste squadracce nere che stavano già avanzando. L'alone che girava era già nell'aria, perché tutti i compagni di sinistra e soprattutto i militanti che erano usciti dal PSI e avevano fondato il PC venivano arrestati, picchiati, poi rilasciati, è il caso Gramsci. Quindi è stato un attimo che ha stupito la cittadinanza. Ad esempio a Reggio Emilia e a Parma, dove c'è stata una resistenza molto dura contro i fasci, hanno dovuto mandare l'esercito. La caduta, perché hanno cambiato voto? Perché la Breda, Pia Grari hanno promesso mari e monti a questa gente, che uscivamo da una guerra, c'era fame, c'era una prostituzione incredibile, e pertanto gli italiani purtroppo sono trovati senza una direzione politica. Gramsci in carcere, Misiano che lui ha dovuto andare all'estero, Provera era già molto compromessa per le grandi lotte sulla Torino, la resistenza di Torino contro il re, e quindi automaticamente anche lei è una grande mente, una grande donna, all'epoca già era ragazzina, però appena finita la guerra, però ha avuto il coraggio di dire no, io sto con il popolo. Altri invece sono finiti tutti dall'altra parte, ecco perché sono stati così. Ok, allora non vi faccio più parlare. No, ma nel senso, benissimo, grazie mille. Gli agrari effettivamente sono stati quelli che hanno finanziato le squadracce fasciste, assolutamente. Ma su questo cosa spinge a inserire cosa? Chi è? Gli agrari. In particolare rispetto alla zona del Rovigoto e del Ferrarese, naturalmente, quella di cui trattava Matteotti. Ma cosa spinge un gruppo teatrale a provare a riportare qualcosa come quella, cioè quella parte nascosta da cercare di fatto la voglia il pensiero di io questa cosa che ho letto, che sto ricercando, che mi torna in qualche modo evidente, la devo far conoscere a più persone possibili. E quello è un buon mezzo. Noi abbiamo fatto qualcosa con Matteotti. Ci abbiamo provato, per esempio, in occasione dell'anniversario della sua morte, l'anniversario è il 10 di giugno. Noi facciamo lo spettacolo il 9 di giugno. Lo facciamo in un auditorium del Comune di Venezia. No, fermi tutti. No, è una questione politica, perché a quel tempo, in quei giorni, c'era il referendum, non mi ricordo per cosa, o c'era comunque una consultazione elettorale. Noi abbiamo cercato di dire loro, ma guardate che il Partito Socialista Unitario non c'è più da quell'epoca lì, ma non è servito a nulla. E in più, anche in altre occasioni abbiamo avuto degli stop rispetto a questo, ed effettivamente ritornava rispetto a chi diceva il caso Matteotti perché è un politico e allora diventa una questione politica. Ma a noi interessa di più il perché quelle persone erano lì a festeggiare. E in questo noi abbiamo utilizzato una spalla per Matteotti, che abbiamo fatto parlare attraverso i suoi documenti, la documentazione degli interventi in Parlamento. E la spalla più importante secondo noi è stata quella di Emilio Lussu, perché Emilio Lussu partiva da una stessa posizione ideologica, partiva da una modalità, lui era molto meno politico di Matteotti, era una persona molto pratica, era una persona certamente con una visione politica. Lui nell'8 settembre del 1943 era a Roma con la compagna che sapeva 5 lingue, per cui tornava utile agli alleati per cercare di difendere Roma, cosa che non è stata fatta dall'aggressione tedesca e fascista. Ma lui era lì soprattutto per convincere gli alleati che se confidavano su Badoglio e sul re sbagliavano di grosso, perché
avrebbero ripresentato le stesse caratteristiche di quelli che erano stati destituiti, i fascisti, perché erano fascisti pure loro di testa, come quelli che stavano a occupare la piazza festosamente, fascisti di testa, anche senza tessera, ma fascisti di testa, cioè persone che usavano l'aggressione per. Noi sulla questione del, vieni Carlo, sulla questione sia di Emilio Lussu che di Matteotti abbiamo scelto quello che è il nostro campo, l'antimilitarismo di entrambi, che si esplicitava in modo molto molto diverso, perché Emilio Lussu era un interventista prima, poi ha scritto un libro che è stato una vera denuncia dell'ottica militarista, per cui lo considero a pieno titolo un antimilitarista. Matteotti invece no, Matteotti partiva già. Io parto da Emilio Lussu. Ecco, noi faremo dei pezzi. Era pacifista, si chiamava Joyce Lussu. Sì. E di cognome? Il vero cognome di Joyce? Gioconda. Dai. Va bene, ci stiamo così, però Joyce è una persona molto importante, importantissima. Allora, Emilio Lussu parte da un racconto, da una traccia di una parte di racconto del suo libro. Il colonnello Abbati, nel mio libro, dichiarava che quella era una guerra di cantine contro cantine, barili contro barili, bottiglie contro bottiglie. E sosteneva anche che se tutti di comune accordo smettessimo di bere, forse la guerra finirebbe. E continuando a rivolgersi a me, diceva: abolisca l'artiglieria da ambo le parti. La guerra non cambia, ma provi lei ad abolire vino e liquori. Ci provi un po', nessuno di noi si muoverà più. Mi creda, la vera anima del combattente in questa guerra è l'alcol. Infatti, chi ricopriva ruoli di comando riforniva le truppe di alcol come fosse materiale bellico. Io però non ho voluto toccare un solo goccio di cognac, se non altro per non sentirmi parte di quel delirio collettivo di cui uno dei maggiori responsabili era Luigi Cadorna. Lui che asseriva: i soldati italiani sono più abili nelle offensive perché si ubriacano e si stordiscono e così muoiono inesorabilmente, senza rendersi conto della necessità di opporsi a quello stato di cose. Giacomo Matteotti lo fece, incitando quelli del suo partito all'insurrezione popolare contro la guerra. Lui era un deciso neutralista, leale antimilitarista, convinto sin da subito che la guerra avrebbe giovato solo a qualche militare o a chi traeva profitto sulla pelle della povera gente. Io la pensavo diversamente da Giacomo Matteotti sulla guerra prima che essa iniziasse, ma le conclusioni di entrambi non furono così dissimili. Matteotti Giacomo, detto Tempesta. Tempesta. Mi chiamavano così perché nelle mie orazioni ero accorato, focoso, impetuoso. Mi era facile fare le cose con passione, nello studio, nella politica, nel lavoro, nella propaganda, nell'amministrazione, nel Parlamento nazionale. Lì, dove sono nato e abitavo, forse la zona d'Italia più devastata dalla miseria, dalle malattie, dalle migrazioni, dalla feroce prepotenza degli agrari.
di quella mia amara terra di sabbia sporca e fango nero, divenni amministratore delle cose pubbliche nei comuni e nella provincia del Polesine. Ma ancor più, la mia più grande preoccupazione fu di scongiurare l'entrata del paese in guerra. Lo feci con tutti gli strumenti che il diritto mi consentiva, gli scritti, la propaganda, le azioni, opponendomi ad ogni sua violazione, ad ogni restrizione della possibilità di manifestare, anche in tempo di guerra, anche di fronte ai divieti. Mi convinsi che solo l'azione organizzata dei lavoratori avrebbe potuto evitare la guerra, al punto che mi spesi per coinvolgere il Partito Socialista in una insurrezione popolare contro l'ingresso dell'Italia in guerra. Fu così che mi denunciarono e mi condannarono per disfattismo e sedizione. Venni confinato a Messina perché considerato pervicace e violento agitatore, capace di nuocere in ogni occasione agli interessi nazionali. Certo, se mi avessero mandato al fronte avrei messo in confusione mezzo esercito, inneggiando alla disobbedienza. Ero quello che voi oggi chiamereste un obiettore di coscienza, risoluto, irriducibile. Pensate che durante il mio arruolamento ci fu il giorno del giuramento di fedeltà dei soldati alla monarchia. Ebbene, in quella circostanza io me ne stetti zitto in mezzo agli altri, senza che nessuno se ne accorgesse, evitando così di provocare un incidente, perché io a tutti i costi non avrei giurato. Potevano pretendere da me un contegno esteriore, ma nemmeno l'ultimo lembo del mio pensiero o della mia coscienza. Fin da allora l'industria bellica traeva vantaggi dai patimenti della gente. Io, che di economia me ne intendevo, compresi subito alla fine di quella guerra che le condizioni dettate ai vinti erano insostenibili e avrebbero provocato grossi disastri. Per questo stetti dalla parte di chi voleva ridurre il peso finanziario che gravava sulla Germania, come pure chi chiedeva l'eliminazione dei debiti che i paesi vincitori avevano contratto con Stati Uniti e Gran Bretagna per sostenere lo sforzo bellico. E ritenevo giusta la confisca dei sovrapprofitti di guerra, perché le guerre c'è chi le fa perché è convinto, ma sono pochi. Chi perché è costretto, ed è la gran parte, e chi perché ci specula sopra, e sono ancora meno. Io non sopportavo la situazione presente in Europa in quel periodo, la frammentazione nazionalista, gli infiniti piccoli stati turbolenti, rivali. Io ero per l'internazionalismo, per favorire ogni tentativo di dirimere i conflitti tra i popoli e di associarli con vincoli pacifici in una sorta di Stati Uniti d'Europa. Non è solo piazza che fa rumore, è anche foresta che lenta cresce, è un'intesa di testa e cuore, è un gesto che ogni giorno fai con chi ti sta attorno, dove ognuno trova il suo posto, quando parli io ti ascolto.
è una strada lunga da fare alla luce del sole, è una frase breve di poche semplici parole. La vita è dignità, non è solo respiro, può arrivare alla sera con fatica e sospiri. Diranno sono solo vane parole le tue, il popolo è ignorante, le corone tue. Ma se non gli si permette di mettersi in gioco, sarà sempre abbattuto, sentirà di vane poco. Nel tempo ha dimostrato d'aver giudizio e criterio, bisogna dargli spazio e prenderlo sul serio. Chi dice tu cammini per niente e altri corri che fai prima, chi suggerisce scorciatoie, chi sussurra avrai delle noie. Ascolta tutti, ognuno è libero di avere la sua opinione, alla ragione con la forza, opponi la forza della ragione. Ascolta tutti, ognuno è libero di avere la sua opinione, alla ragione con la forza, opponi la forza della ragione. Sai la democrazia, sai la democrazia, sai la democrazia, passo verso la libertà. Piero Sartori e Silvia Tapetto, una canzone originale scritta da Piero per lo spettacolo L'aria sa di tempesta, che era lo spettacolo appunto su Matteotti. Come avete capito, come si capisce da questo breve estratto, quello che abbiamo cercato di fare è di non ricostruire la vicenda di Matteotti solo dalla parte nel momento finale, cioè il famoso discorso, no, alla Camera e poi del successivo omicidio, ma di ricostruire storicamente anche la figura di Matteotti prima appunto di quel fatidico 1924. Questo ci sembrava interessante perché in genere la memoria di Matteotti risulta in genere un po' appiattita sull'episodio finale della sua vita. Io faccio 3 brevissime riflessioni sul nostro fare teatro civile. La prima riflessione è questa: cerchiamo una coerenza tra i valori che sono alla base del nostro collettivo, quindi l'antimilitarismo, l'antiautoritarismo, la democrazia, i diritti. Cerchiamo una coerenza tra i valori e le metodologie che usiamo. Non esiste un regista, non esiste qualcuno che dica si fa così, non esiste un responsabile della messa in scena. Tutto nasce appunto da un dialogo, dalla messa in comune dei diversi modi di vedere lo spettacolo, di come mettere in scena un determinato testo. Questo è importante perché anche questa è pratica dell'ascolto attivo, come diceva Marianella Sclavi, anche questa è pratica di gestione dei conflitti, perché possono evidentemente emergere visioni diverse, anche a livello micro su come dire una battuta, su come impostare una scena, su cosa mettere in uno spettacolo e cosa non mettere. Quindi il primo elemento secondo noi importante del teatro civile è proprio questa coerenza
tra i valori e la metodologia di lavoro. Questo non vuol dire che torniamo alla regia di gruppo, alla fine qualcuno prende una decisione, però è importante che tutto nasca dal dibattito, dalla condivisione e dal confronto. Ognuno di noi è portatore di sensibilità personali e teatrali diverse. Secondo elemento, questo è un pericolo, secondo noi nel teatro civile, cioè l'eccesso di didascalismo. Il teatro civile è prevalentemente un teatro di parola, ma dobbiamo rifuggire alla tentazione di dire sempre tutto e di dare sempre tutte le risposte a tutte le domande. È più importante, come dice una massima ebraica, è più importante porre delle buone domande che dare delle buone risposte. Faccio un piccolo esempio. Nel nostro spettacolo su Gaza a un certo punto abbiamo discusso sul finale, se fosse necessario, se fosse opportuno inserire nel finale cosa possiamo fare noi. E alla fine abbiamo deciso di non inserire questa parte propositiva, ma di chiudere lo spettacolo con una frase che, se non saremmo capaci di guardare le altre persone negli occhi altrui, com'era? Se non guarderemo, smetteremo di specchiarci negli occhi altrui, perderemo noi stessi. Questo anche in omaggio all'idea dell'opera aperta, cioè non vogliamo offrire un'opera chiusa in cui tutte le interpretazioni, le spiegazioni sono state date, ma lasciare spazio alla cooperazione interpretativa dello spettatore. Questo ci sembra fondamentale e anche questo un gesto di anti-autoritarismo. Poniamo una serie di questioni, sta poi allo spettatore uscire dallo spettacolo e continuare a porsi queste domande e cercare una risposta a queste domande. Terzo elemento, e concludo, è un tema molto delicato questo, l'importanza della professionalità. Qual è il pericolo del teatro civile? Il pericolo del teatro civile è di ricercare il consenso sulla base di una sintonia ideologica. Ti dico bravo perché su Matteotti siamo d'accordo tutti. Questo secondo me è molto pericoloso perché rischia di creare una autoreferenzialità tra teatranti e pubblico che è pericolosa perché continuiamo a essere noi nei nostri circoli, compreso questo, in cui ci diciamo cose su cui tutti siamo d'accordo. Quindi non esiste in realtà una vera proposta del nostro teatro a persone che la pensano diversamente e con cui poi si può entrare in dialettica. Una chiave deve essere la professionalità della messa in scena. Professionalità che vuol dire fare in modo che tutte le questioni tecniche funzionino perfettamente, aspetti della professionalità teatrale, quindi l'uso della dizione, quella che è la dizione ufficiale secondo il famoso DOP, dizionario di ortografia e di pronunzia, fare un training fisico e vocale prima dello spettacolo, ecco, tutti quegli aspetti che fanno parte appunto della professionalità teatrale. Non dobbiamo quindi cadere, secondo noi, nella tentazione di cercare il facile consenso sulla base appunto della comune appartenenza ideologica. Concludo, ho già parlato fin troppo, un ultimo elemento è questo, naturalmente siamo sempre accompagnati in quello che è la nostra azione teatrale dal dilemma che oppose Vittorini e Togliatti nella famosa polemica dalle colonne del Politecnico. Cosa è più innovativo? Forse in questa sede si può dire anche cosa è più rivoluzionario. La proposta di un determinato contenuto o la rottura di determinati orizzonti estetici? Cioè, è più rivoluzionario Guttuso che dipinge in forma realistica i funerali di Togliatti, o è più innovativo Lucio Fontana che taglia la tela? Ecco, siamo sempre anche noi in questa incertezza tra la proposta di contenuti di un certo tipo e però anche
il desiderio di rompere orizzonti estetici. Salve a tutti, sono Nunzia del Collettivo Disarmarte. Portiamo adesso un pezzo dello spettacolo L'anima delle parole, tratto dal libro La scorta mediatica di Raffaele Oriani, un giornalista di Repubblica che si è licenziato in seguito alle prese di posizione del proprio giornale nel non raccontare quello che stava succedendo a Gaza. È attualissimo purtroppo il tema ancora, quindi purtroppo se ne parla ancora meno, e quindi leggiamo un pezzo dello spettacolo. Incredibile. L'unica cosa che rimane di tutto questo è che più muoiono e più i palestinesi finiscono ai margini di questa storia. Sono molti i giornalisti menzionati in alcune delle pagine del libro di Raffaele Oriani, per modalità, che non denunciano le atrocità che si susseguono in quei luoghi. E non solo quelli orribilmente cinici come Giuliano Ferrara, ma anche chi come Paolo Giordano, Massimo Giannini, Paolo Mieli, Adriano Sofri, Maurizio Caprari, aggiungiamo noi Corrado Augias e Aldo Cazzulla, sicuramente stimati da molti in questa sala. Ma non andremo ad elencare queste modalità, sarebbero davvero troppe. Proviamo invece a menzionare solo alcune tra le eccellenze, i cosiddetti rubrichisti, quelli che propongono tutti i giorni sugli stessi quotidiani un distillato di garbo e ironia, quelli che danno un leggero colpo di timone alla rotta del nostro comune sentire, e sono ognuno a suo modo tre: Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, Michele Serra su Repubblica e Mattia Feltri sulla Stampa. Vediamoli alle prese con un argomento che sta particolarmente a cuore al rubrichista della Stampa: la memoria dell'Olocausto. In un'occasione dedica il suo spazio nelle pagine del giornale al film La zona di interesse, sulla vita quotidiana della famigliola di Rudolf Höss, direttore del campo di concentramento di Auschwitz. Mattia Feltri si chiede come avrebbe reagito lui al sottofondo di voci, di pianti, di schianti, di labili frastuoni di morte che proveniva dal lager. E si risponde con molta onestà di non saperlo. Ma domanda e risposta si susseguono senza che i labili frastuoni di morte richiamino alla mente del rubrichista nulla di più contemporaneo del nazismo. E non si smuove nulla nemmeno quando il regista ebreo del film, Jonathan Glazer, alla cerimonia di consegna degli Oscar mette in relazione la memoria della Shoah, i crimini e l'occupazione di Gaza. Ringraziando per il premio, legge poche righe che recitano testualmente: le nostre scelte sono tutte tese ad affrontare il presente, non a dire guarda cosa hanno fatto, ma guarda cosa stiamo facendo. Il nostro film mostra dove conduce la disumanizzazione nella sua versione peggiore, plasma il nostro passato e il nostro presente. Niente da fare, non scatta nulla. Il rubrichista si lascia sfuggire una tale prelibatezza comunicativa come niente fosse. Il giorno dopo Massimo Gramellini sul Corriere dedica la sua rubrica proprio alle cerimonie degli Oscar, proprio al film di Glazer, ma anche lui riesce incredibilmente a non sfiorare le dichiarazioni del regista. Insomma, una sfilata di struzzi, tutti con la testa sotto la sabbia. Nulla giustifica l'attentato del 7 ottobre, ma nulla giustifica il genocidio, la tragedia dal 7 ottobre. Allora, mi era stato chiesto di parlare un po' della politica dal basso, del teatro dal basso. Della politica dal basso ha detto tutto la dottoressa Marinella Sclavi, che ha riaperto delle ferite, perché
io e qualcun altro che è in questa sala, la Bibbia nella nostra scrivania era la signora va nel Bronx, insieme a Sequi e Martini, il lavoro di comunità. E quindi solo per ricordare che tutto quello che diceva la dottoressa Sclavi è esistito anche qui. Dal 97 fino in poi, fino a che sono arrivati altri amministratori, noi facevamo questo, noi eravamo la catena, eravamo il tramite fra i cittadini e l'amministrazione. Abbiamo formato i comitati di cittadini negli insediamenti popolari. Il mio primo insediamento che sono andata a lavorare era Camigliani in via Correnti e mi dicevano: qui ci chiamano che siamo quelli del Bronx, e lì siamo andati ad ascoltare tutti quali erano i problemi, quali erano le risorse. Si sono formati comitati con presidenti che rappresentavano questi insediamenti popolari. E insieme abbiamo messo i comitati e andavano negli uffici tecnici e discutevano con i presidenti dell'ATER come migliorare quei luoghi, ma ascoltando le persone, stando lì nei quartieri, ore. Gli educatori di strada facevano questi nel comune di Venezia. Poi, come sappiamo com'è andata, io adesso me lo posso permettere, sono in pensione, quindi posso dire quello che voglio. Purtroppo è stato un periodo d'oro. Sicuramente adesso però è un altro che periodo d'oro, perché in questa città, nei quartieri di Via Piave, ci sono numerosissimi cittadini e comitati che si stanno prendendo nuovamente carico e cura della città, alla faccia degli amministratori che non vogliono che i dipendenti pubblici parlino con i cittadini. Teatro, per noi fare teatro è fare politica dal basso, che si fa quando un insieme di persone, cittadini, giovani, artisti, no, prendono in mano collettivamente problemi e risorse, le mettono insieme e trasformano. Può diventare un'opportunità di crescita, di costruzione di comunità, relazioni, costruzione di spazi, saperi e diritti. È una crescita di potere. Il potere è chiedere, esigere, di costruire e cambiare le situazioni. Il teatro per noi, per me, rappresenta uno strumento di bellezza, di poesia, trasformativo. La parola può essere troppo, creare dubbi, può essere forte, creare dubbi, rompere quei luoghi comuni che oggi pervadono molti aspetti della nostra vita, attraverso un'informazione frettolosa, un'assimilazione, un ascolto superficiale. L'attore, nel caso del teatro, parla, lancia dei dialoghi allo spettatore che in quel momento non può rispondere, ma può farlo dentro di sé. Ecco, se il teatro che facciamo noi, ma credo che faccia ogni atto artistico, crea dei dubbi, può riuscire per un momento a contaminare le nostre idee. L'ascolto del pubblico è fondamentale, un ascolto senza preconcetti, libero, che lasci da parte i troppi io so già, lasciando con la gentilezza, che è una qualità che appartiene a tutti noi, ma spesso trascurata, un altro spazio possibile di ascolto. Ecco, io penso che questo spazio gentile di ascolto verso quello che ci arriva, e in questo caso verso il teatro, possa farci uscire da quel luogo con qualcosa in più. Lo stesso vale per gli attori. Considerare ogni persona in sala il diretto destinatario delle mie parole, delle nostre idee, poesie, può creare un incontro, non di sfida, su anche idee diverse che possiamo avere, ma può creare un incontro gentile di parole e poesie, anche su idee diverse. Ognuno poi si porterà a casa un pezzetto di qualcosa che sistemerà nel luogo migliore che lui ritiene. Grazie. Non scappate via 5 minuti perché volevamo darvi un assaggio di una proposta che faremo da maggio in poi, che riguarda il nostro nuovo spettacolo. Ma prima ancora, proprio 2 secondi per annunciare un evento che ci sarà il 3 di febbraio, la sera del 3 febbraio dalle 18:30 alle dalle 19:30 alle 22:30 al Teatro Toniolo. Vogliamo mettere insieme e confrontare e vedere come il War State, quello che attualmente sta prendendo piede, il War State, lo stato di guerra, la corsa agli armamenti a cui noi aderiamo ciecamente, metterà in crisi il welfare state in modo forte, deciso,
è evidente. Quella serata ci saranno spettacoli teatrali e presenza di associazioni. È promossa da un'associazione di disabili di Spinea, e intorno a loro ce ne saranno tante altre. Vi chiediamo di venire anche solo per 5 minuti a riempire il Toniolo, anche con andate e uscite, perché sono 700 posti. Questa associazione si è sobbarcata il carico in denaro dell'affittare la sala per una sera, in relazione a questo proposito di denunciare questa cosa. Detto questo, martedì 3 febbraio. Martedì 3 febbraio dalle 19:30 alle 22:30. L'ultima cosa che vi proponiamo è noi stiamo preparando una cosa legata a Pasolini. Di Pasolini prenderemo in considerazione alcuni aspetti non facilmente considerabili, nel senso che abbiamo potuto anche vedere con le numerose iniziative in relazione ai 50 anni della sua morte che abbiamo qualche particolarità che non abbiamo riscontrato in altri spettacoli. Ma il titolo è 3P, la poesia della rivolta. E a volte il teatro ti consente di entrare in relazione con situazioni particolari, di entrare in confidenza con l'autore o il soggetto che tu interpreti in modo profondo, tanto che ti viene voglia di comunicare con lui. C'è un libro bellissimo di Davide Toffolo, i tre allegri ragazzi morti del gruppo teatrale, del gruppo musicale. Davide Toffolo è finito anche a Sanremo una volta, chissà come è arrivato, ma insomma ecco, lui ha fatto una graphic novel dove riportava la possibilità per lui di intervistare a distanza, lo faceva nel quarantennio, a distanza di 40 anni Pasolini, e in quel momento lui si lasciava prendere e riusciva a riportare ciò attraverso il dialogo con Pasolini, vero, autentico, perché lo sentiva, e attraverso le sue immagini. Noi proveremo a farlo con una sua poesia, una poesia drammatica, forse una delle più drammatiche, quella che parla del fratello morto per mano di fratelli partigiani, il fratello partigiano morto per mano di fratelli partigiani, e lo riporta nel momento in cui c'è la liberazione, nel momento di estrema festa, festosità. È finita la guerra, cazzo, è finita la guerra, evviva! Ma da pochi mesi il fratello era stato trucidato, e lui riesce comunque, sentirete in questa poesia, a riportare la sua attenzione al proprio disagio personale, familiare e alla collettività. E da questo noi ci azzardiamo a rispondere, utilizzando anche un po' le indicazioni di Marianella, perché fa parte un po' anche della nostra storia, per cui la comunità e l'antimilitarismo. Dove sono le armi? Io non conosco che quelle della mia ragione, e nella mia violenza non c'è posto neanche per un'ombra di azione non intellettuale. Faccio ridere ora, se suggerite dal sogno in un grigio mattino che videro morti, ancor morti vedranno, grido parole di lotta. Se ne vanno, ci voltano le schiene, le loro schiene sotto le eroiche giacche di mendicanti e disertori. Come sono serene le montagne verso cui ritornano. Batte così leggero il mitra sul loro fianco, al passo che è quello di quando cala il sole sulle forme intatte della vita. Se ne vanno, ritornano ai loro funesti giorni di Marzabotto o di Via Tasso.
con la testa spaccata. La nostra testa, tesoro umile di famiglia, grossa testa di secondogenito. Mio fratello riprende il sanguinoso sonno, solo, tra le foglie secche, i caldi fieni di un bosco delle prealpi, nel dolore e la pace di un'interminabile domenica. Eppure questo è un giorno di vittoria. Non fa per niente ridere le tue grida, oh poeta, le tue parole di lotta, proprio perché dalla ragione traggono ispirazione, non dalle armi. La nostra violenza non deve lasciare spazio al conflitto armato, che lo tengano in mente quelli che agli eserciti affidano la riscossa. Gli eserciti intimoriscono, mai risolvono. E quelli che ad essi demanda la difesa del territorio dove sono nati, ad essi affidano le chiavi delle città, il loro controllo. E questi, gli eserciti, il controllo fanno, non la difesa. Per difendere una patria non servono armi, ci vogliono coraggio, altruismo, fantasia, sì, le stesse cose che servono per battere un calcio di rigore. La vera fatica è riconoscere cause comuni, intenti da condividere nella terra dove vivi, specie se in quella terra non ci sei solo nato, ma ci vuoi vivere.